Non abbiate paura a riconciliarvi con Dio. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo tornare a parlarvi dell'importanza di riconciliarsi con Dio, soprattutto in questi che sembrano essere veramente gli ultimi tempi della storia dell'umanità. Voglio a tal proposito citarvi quello che ha detto una delle veggenti di Medjugorje, Visca, la quale, come sappiamo, ha l'onore di parlare con la Vergine Santissima tutti i giorni, perché Visca ha l'apparizione quotidiana della Vergine Santa. Ecco Visca quanto ha affermato riguardo al sacramento della riconciliazione e alla necessità di avvicinarvisi senza avere timore di essere respinti da Dio. Ha detto a tal proposito Visca: Satana tante volte approfitta di una persona che si sente indegna, che si sente depressa, che ha vergogna di Dio. Questo è proprio il momento in cui Satana approfitta per distoglierci da Dio. La Madonna ci ha detto di avere questa idea fissa: Dio è vostro Padre e non importa come tu sei, non lasciate nemmeno un momento di debolezza a Satana. A lui già basta per non farvi incontrare col Signore. Se hai commesso un peccato, se hai litigato con qualcuno, non rimanere solo, ma chiama subito Dio, chiedigli perdono e vai avanti. Dopo un peccato ci mettiamo a pensare e a dubitare che Dio ci possa perdonare, ma non è così. Noi misuriamo sempre Dio dalla nostra colpa. Diciamo: se il peccato è piccolo, Dio mi perdona subito; se il peccato è grave, a Dio occorre tempo. A voi servono 2 minuti per riconoscere di aver peccato, ma al Signore non occorre tempo per perdonare. Il Signore perdona subito e voi dovete essere pronti per chiedere e accettare il suo perdono. Non lasciate che Satana approfitti di questi momenti di sbandamento, di deserto. Chiamatelo come siete. Andate avanti subito. Davanti a Dio non dovete presentarvi belli e preparati, no, ma andate a Dio così come siete, così che Dio possa rientrare subito nella vostra vita, anche nei momenti in cui si è più peccatori. Proprio quando ti sembra che il Signore ti abbia lasciato, è quello il momento di tornare, presentandoti così come sei. San Francesco di Sales diceva: la tristezza è l'arma di Satana. Il maligno gode nella tristezza e nella malinconia, perché lui stesso è e lo sarà per l'eternità triste e malinconico, separato da Dio per sempre, per cui vorrebbe che tutti fossero così. La cattiva tristezza turba l'anima, la mette in agitazione, le dà paure immotivate, genera disgusto per l'orazione, assopisce e opprime il cervello, priva l'anima di consiglio, di proposito, di senno, di coraggio e fiacca le forze. È come un duro inverno che cancella tutta la bellezza della terra e manda in letargo gli animali. Infatti, la tristezza toglie ogni bellezza all'anima e la rende quasi paralizzata e impotente in tutte le sue facoltà. Il nemico si serve della tristezza per portare le sue tentazioni contro i buoni. Da un lato cerca di rendere allegri i peccatori nei loro peccati e dall'altro cerca di rendere tristi i buoni nelle loro opere, e come non gli riuscirebbe di attrarre al male
se non presentandolo in modo piacevole, così non potrebbe distogliere dal bene, se non facendolo trovare sgradevole. Ma ecco che San Francesco di Sales ci indica i rimedi per contrastare questa azione del demonio. Se qualcuno è triste, preghi. La preghiera è il rimedio più efficace perché innalza lo spirito a Dio, nostra unica gioia e consolazione. Nella preghiera poi serviti di affetti e parole interiori ed esteriori che portano alla fiducia e all'amore di Dio. Combatti con la forza la tendenza alla tristezza, e anche se hai l'impressione che tutto quello che stai facendo in quel frangente rimanga distante e freddo, triste e fiacco, non rinunciare a farlo. Il nemico vuole per mezzo della tristezza far morire le nostre buone opere, ma vedendo che non sospendiamo di farle e che compiute con sforzo valgono di più, cesserà di tormentarci. Recita i salmi. Il maligno abbandona il campo di fronte all'arma dei canti spirituali. Ricordate sempre l'esempio dello spirito maligno che assediava e possedeva Saul, la cui violenza era dominata dalla recita dei salmi della Bibbia. È cosa buona occuparsi in atti esteriori e variarli più che possiamo per distrarre l'anima dall'oggetto della tristezza, purificare e riscaldare gli spiriti. Questo perché la tristezza è una passione fredda e arida. Compi atti esteriori di fervore, anche se non ci trovi alcuna attrattiva. Abbraccia il crocifisso, stringendolo al cuore, baciagli le mani e i piedi, alza gli occhi e le mani al cielo, indirizza tutta la tua voce a Dio con parole di amore e fiducia. La frequenza della Santa Comunione è un ottimo rimedio perché questo pane celeste darà forza al cuore e gioia allo spirito. Manifesta tutti i tuoi sentimenti, affetti, pensieri al sacerdote confessore con umiltà e sincerità. Rimettiti tra le mani di Dio e preparati a sopportare con pazienza questa fastidiosa tristezza come giusta punizione per le tue stupide gioie. E sii certa che Dio, dopo averti messa alla prova, ti libererà da questo male e ti ricompenserà con la vera grazia. Diceva Fulton Sheen: quanto più una persona si avvicina a Dio, tanto meno si sente meritevole. Un quadro osservato alla luce della candela rivela un minor numero di difetti che non sotto lo splendore del sole. Allo stesso modo le anime piuttosto distanti da Dio sono più convinte della propria integrità morale che non quelle a Lui assai vicine. Coloro che hanno abbandonato le luci e le seduzioni del mondo e per anni sono stati irradiati dalla sua presenza, sono stati i primi a riconoscersi gravati dal pesante fardello del peccato. San Paolo, che è stato di tanta edificazione agli uomini, si autodefinì il più grande dei peccatori. Alla presenza della più santa delle creature, l'anima si autoaccusa e si spezza il cuore per il peso dei propri difetti, come i cattivi avvertono un maggior senso di colpa alla presenza di un bimbo innocente che non in compagnia di quanti siano malvagi come loro. Così chi ama Dio è quanto mai gravato dal senso della propria indegnità